buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Vediamo i titoli di questa edizione. Il 2 luglio 2022 scompare nel nulla Dauda Diane. Il mediatore culturale ivoriano poco prima aveva denunciato condizioni di lavoro disumane. Nel pomeriggio sit-in ad Acate per fare luce su un mistero lungo 3 anni. Prognosi riservata per il bimbo di 4 mesi ricoverato al San Marco di Catania per una frattura cranica. Il neonato di Floridia sarebbe stato colpito durante una lite familiare. La procura di Siracusa ha aperto un fascicolo. 3 anni di carcere per Don Rugolo. La Corte d'Appello di Caltanissetta conferma la colpevolezza del sacerdote accusato di abusi su 3 minori, ma riduce la pena. E ora si apre un nuovo filone che vede coinvolti i vertici della diocesi. Caldo intenso e scatta l'ordinanza della Regione che vieta determinate attività lavorative all'esterno nelle ore più calde. Rispettate le ordinanze, l'appello di chi si occupa di sicurezza. In Campania è emergenza siccità. Per la CIA situazione già drammatica nella Sicilia occidentale. Non si spegne la polemica sull'indagine per corruzione che ha coinvolto il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno. I 5 Stelle presentano un'interrogazione alla Premier e al ministro Calderoli. Musica, la leggendaria band inglese degli Incognito festeggia i 45 anni di carriera in un live pieno di energia. Ai nostri microfoni una delle formazioni più longeve e raffinate della scena acid jazz. Calciomercato, si attende solo l'ufficialità per Augello e Palumbo al Palermo. A Catania è lungo l'elenco delle partenze, tra queste De Rose e Sturaro. Si tratta per trattenere Inglese in rosso-azzurro. Bentrovati. In apertura un mistero lungo 3 anni. Il 2 luglio 2022 ad Acate, infatti, scompare nel nulla Dauda Diane, 37 anni, mediatore culturale ivoriano e operaio in un cementificio della zona. A distanza di 3 anni la CGIL Sicilia denuncia la mancanza di notizie e i gravi scenari di omertà e sfruttamento nella fascia trasformata del Ragusano. Veronica Barbarino. Qui si muore, disse Dauda Diane, chiudendo uno dei 2 video che aveva girato all'interno di un cementificio per denunciare le condizioni di lavoro a cui era sottoposto. Poi la scomparsa il 2 luglio del 2022 ad Acate, nel Ragusano. Sono trascorsi 3 anni da allora e ancora non si ha nessuna notizia del 37enne originario della Costa d'Avorio. Mediatore culturale, sosteneva i lavoratori stranieri vittime di sfruttamento nelle campagne della fascia trasformata e per arrotondare faceva dei lavoretti saltuari, come quello, senza nessun tipo di contratto, in un cementificio alla periferia di Acate, luogo dove è stato visto per l'ultima volta. Noi riteniamo che non ci possa essere un'archiviazione del suo procedimento, lo dobbiamo non soltanto ai suoi familiari, ma lo dobbiamo a tutti coloro i quali ogni giorno si impegnano e lottano per costruire un mondo del lavoro più giusto. Lui aveva fatto delle denunce specifiche rispetto alle quali ancora oggi ci sono punti di criticità. Questo caso, infatti, apre scenari di omertà e sfruttamento che obbliga migliaia di lavoratori a sottostare alla dittatura del bisogno. Fare verità e giustizia sulla sua condizione è un fatto imprescindibile per provare a ridare dignità al lavoro, soprattutto in quest'area della Sicilia che è particolarmente colpita da lavoro nero, sfruttamento e sottosalario. Non ci si rassegna e si continua quindi a cercare verità e giustizia e si agisce per scardinare il sistema e non lasciare indietro nessuno. E continuiamo con la cronaca perché in prognosi riservata al San Marco di Catania un neonato di 4 mesi di Floridia per una frattura cranica. Massimo riservo su questa vicenda per la quale la procura di Siracusa ha aperto un fascicolo. Si ipotizza che il piccolo sia stato colpito nel bel mezzo di una lite familiare. Ci dice tutto Roberta Lunghi.
Una lite in famiglia, probabilmente tanto accesa da creare ripercussioni gravi al piccolo di casa, un neonato di 4 mesi finito in prognosi riservata per ferite alla testa. È tutta da chiarire la vicenda accaduta 2 sere fa in una casa alla periferia di Floridia, finita nelle mani della procura di Siracusa che ha aperto un'inchiesta. Il neonato sarebbe stato portato al pronto soccorso dell'Umberto I di Siracusa proprio dai familiari, ma i medici, dopo averlo visitato, hanno deciso il trasferimento in un nosocomio catanese, il San Marco, dove è ricoverato attualmente in prognosi riservata nel reparto di pediatria. Il piccolo mangia e risponde agli stimoli, ma presenta una frattura cranica che comunque non ha compromesso le sue funzioni. Non è in pericolo di vita, ma si attende ancora per lo scioglimento della prognosi. La dinamica dei fatti è oggetto delle indagini dei carabinieri di Floridia, che hanno già interrogato i familiari, in particolare quelli che erano in casa nei minuti precedenti al ferimento del bambino. La vicenda al momento resta coperta dal massimo riservo da parte degli investigatori, al pari della cautela espressa dal sindaco di Floridia, Marco Carianni, che, raggiunto telefonicamente, ha solo potuto affermare che sui fatti c'è massima attenzione da parte della procura. E stanno invece meglio i bambini rimasti feriti nell'incidente stradale che ha visto uno scuolabus ribaltarsi a Palermo, mezzo senza assicurazione e revisione con i freni logorati, come testimonia un video che vi mostriamo nel servizio di Marco Gullà. Saranno dimessi nelle prossime ore gli ultimi 2 bambini feriti ieri nel corso dell'incidente stradale che ha visto coinvolto uno scuolabus di ritorno da una gita. Una tragedia sfiorata in quel di Baida a Palermo. Il mezzo era sprovvisto di revisione, scaduta nel 2018, e assicurazione, scaduta a marzo. E allora la domanda sorge spontanea: come è stato possibile permettere che circolasse con a bordo 21 bambini? Inoltre sembra che le condizioni dei freni fossero già pessime. Questo video, girato da un uomo presente sul luogo dell'incidente, testimonierebbe che le pastiglie dei freni erano già ampiamente logorate. Nessuna manutenzione e documenti non in regola. Insomma, lo scuolabus non poteva assolutamente circolare. Eppure chissà quante altre volte è stato utilizzato. Lo scuolabus, dopo aver urtato un muretto, si è ribaltato. La causa presumibile dell'incidente sarebbe un guasto ai freni che ha portato il mezzo a coricarsi su un fianco. Ci sono volute ore e ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco, intanto per estrarre un bambino che era rimasto incastrato tra le lamiere e poi per mettere in sicurezza l'area e rimuovere il mezzo, che ovviamente è stato sequestrato. 3 anni di carcere per Don Giuseppe Rugolo, il sacerdote già condannato, ricordiamo, in primo grado per abusi sessuali su minori. La Corte d'Appello conferma la colpevolezza ma riduce la pena e adesso invece si apre un nuovo filone dove sotto esame ci sono anche i vertici della diocesi. Ci dice tutto Gerry Italia. 3 ore di camera di consiglio, poi la sentenza, 3 anni di reclusione per Giuseppe Rugolo, il sacerdote finito sotto accusa per abusi sessuali su minori. La Corte d'Appello ha confermato la condanna di primo grado, ma con una pena ridotta. Le attenuanti, dicono i giudici, riguardano la tenuità del fatto per 2 delle vittime, ma resta solida la testimonianza chiave, quella di Antonio Messina, il giovane che con la sua denuncia ha fatto esplodere il caso. Non mi fermo qui. Del resto deve ancora partire anche il processo a carico del vescovo Gisano e del suo vicario giudiziale, che hanno chiaramente coperto in tutti i modi gli abusi che comunque sono stati riconosciuti nei 2 gradi, sia in primo grado che in secondo grado. Spero che questo possa essere da esempio di coraggio anche per altri magistrati e per altri giovani, affinché possano denunciare e non si rivolgano in alcun modo ai servizi diocesani della tutela dei minori e alle diocesi. Rugolo era in aula, camicia azzurra, abito blu, occhi chiusi come in preghiera. Davanti a lui ancora una volta i genitori di Antonio e le associazioni Rete l'Abuso e contro tutte le violenze. La Corte esclude al momento la responsabilità civile della diocesi, errore formale nella citazione, dicono i giudici, un dettaglio che potrebbe avere un impatto pesante sul piano risarcitorio. L'avvocata Eleanna Parasiliti però annuncia comunque un ricorso contro la diocesi di Piazza Armerina in sede civile. Intanto la difesa di Rugolo parla di processo mediatico e contesta la fondatezza della condanna. Valuteremo quelle che saranno le motivazioni, avete sentito, ci vorranno 90 giorni e su questo lavoreremo ulteriormente per migliorare il risultato che abbiamo ottenuto oggi. Ma il sostituto procuratore Gaetano Bono lascia aperta la strada per un ricorso in Cassazione. C'è una riduzione della pena e vediamo per quale ragione la Corte d'Appello di Caltanissetta ha ritenuto di decidere in questa maniera.
Adesso i riflettori si spostano su un altro fronte, il processo per falsa testimonianza a carico del vescovo Rosario Gisana e del suo vice Vincenzo Murgano. Il sospetto è grave, qualcuno ai vertici della Chiesa sapeva e ha taciuto. A Val Guarnera, nell'ennese terremoto giudiziario nel settore dei rifiuti, sono stati arrestati e posti ai domiciliari gli imprenditori Traina, padre e figlio, che gestiscono appunto il servizio di raccolta. Si ipotizzano gravi irregolarità. Roberta Lunghi. Irregolarità nel settore della gestione dei rifiuti nel comune di Val Guarnera, nell'ennese. Con questa ipotesi sono finiti agli arresti domiciliari 2 imprenditori di Cammarata, nell'Agrigentino. Sono Calogero e Giuliano Traina, padre e figlio, nell'ambito di un'inchiesta coordinata dalla Procura di Enna. Ci sarebbero comunque coinvolte altre 4 persone. L'ennesimo terremoto giudiziario dunque coinvolge la politica e l'imprenditoria. I Traina sono titolari di una grossa azienda attiva nel settore ambiente, anche nella provincia di Enna, in particolare a Val Guarnera. Giuliano Traina, patron della squadra di calcio del Camarat, è consigliere comunale in carica a Cammarata. Lo scorso aprile è stato eletto anche consigliere provinciale nella lista Uniti per la città, gruppo che faceva riferimento allo schieramento politico dell'ex assessore regionale Roberto Di Mauro e che ha portato alla vittoria del presidente del Libero Consorzio Giuseppe Pendolino. I contorni della vicenda non sono chiari. L'inchiesta della Procura di Enna potrebbe comunque incrociarsi con un'altra della Procura di Agrigento su un sistema di appalti e tangenti. Nel comune di Val Guarnera il capo dell'ufficio tecnico era infatti l'ingegnere Vittorio Giarratana, uno degli indagati dell'inchiesta agrigentina su appalti e mazzette. Turisti aggrediti e rapinati a Palermo. Arriva l'appello di albergatori e commercianti che chiedono l'esercito o nessuno verrà più a visitare la nostra città, dicono ai microfoni di Marco Gullà. Per fermare l'escalation di violenza a Palermo servono interventi urgenti, senza escludere l'impiego dell'esercito. L'allarme lanciato da Federalberghi e Confesercenti. L'ondata di violenza, furti, risse e aggressioni, soprattutto nel centro storico, preoccupa e non poco associazioni e albergatori. I turisti così scappano, non torneranno più. Un allarme decisamente concreto. La sicurezza è un diritto e non è un privilegio, e questo è un tema prioritario per tutte le nostre imprese. Purtroppo negli ultimi mesi abbiamo registrato un'escalation di episodi di violenza che non colpiscono soltanto il cittadino, ma anche i nostri visitatori. Casi di aggressioni, risse, atti vandalici nel cuore del centro storico anche in pieno giorno danneggiano gravemente l'immagine della nostra città. Dopo gli ultimi episodi come il pestaggio di 5 turisti portoghesi alla Vucceria, Confesercenti e Federalberghi chiedono con urgenza un rafforzamento dei presidi di sicurezza nei punti nevralgici della città e quindi il suggerimento di ricorrere all'esercito, un deterrente per provare a arginare l'escalation di violenza. Inoltre, in tutto questo si susseguono quotidianamente furti con spaccate. Oggi è tornato ad attrarre milioni di visitatori l'anno e quindi va tutelato chi sceglie di vivere, di investire e sceglie la nostra città. Tanto c'è una notizia che riguarda un nuovo incidente sul lavoro. È avvenuto in un cantiere edile a Trapani, dove un operaio di 62 anni di Calatafimi è caduto dal secondo piano di un'impalcatura procurandosi gravi ferite. L'uomo è stato trasferito dal 118 al Trauma Center di Villa Sofia a Palermo. E a proposito di sicurezza sul lavoro, è arrivato il grande caldo. Oggi Palermo è una città da bollino rosso, le temperature sono vicine ai 40 gradi e quindi scatta l'ordinanza della regione che vieta di svolgere determinate attività lavorative all'esterno nelle ore più calde. Sentiamo Francesco Triolo. Quella di oggi è probabilmente la giornata più calda dell'estate 2025 sinora, temperature che sfiorano i 40 gradi in diverse città dell'isola e condizioni che diventano anche proibitive per chi deve effettuare lavori all'aria aperta con il sole che picchia. Proprio per questo la Regione la scorsa settimana ha predisposto un'ordinanza contro il cosiddetto stress termico che impone di interrompere le attività in alcuni settori produttivi durante le ore più calde, nelle giornate e nelle aree ad alto rischio per le temperature elevate. Un'ordinanza che resterà in vigore fino al 31 agosto e che riguarda
le aziende agricole, florovivaistiche, edili per esempio. Lo stop scatta dalle 12.30 alle 16 nelle aree e nei giorni in cui verrà segnalato nella fascia orario un livello di rischio alto dalla mappa. Questo vale per tutti i lavoratori, in special modo per gli edili, per il settore agricoltura, ma vi ricordo che qualsiasi settore esposto a rischio, questo ovviamente lo evinceremo nel documento di valutazione che le ditte e le aziende hanno redatto, per cui vi invito assolutamente a rispettare l'ordinanza e a far sì che i lavoratori non lavorino in quelle ore particolarmente calde indicate nel suddetto decreto. Per individuare le aree di applicazione dell'ordinanza occorre verificare il sito Work Climate dell'INAIL. L'ordinanza non si applica ad attività di pubblica utilità, protezione civile o per interventi di sicurezza, ma si dovrà intervenire con apposite misure per tutelare i lavoratori. E in Sicilia, come sempre, come per tradizione, in caso di caldo una soluzione c'è. La classica granita al limone per rinfrescarsi, si accomodi. Uno degli effetti del grande caldo è sicuramente la siccità. Agricoltori alle prese con infrastrutture fatiscenti e problemi di gestione idrica. La CIA dice situazione già drammatica nella Sicilia occidentale. Tonino De Mano. Una tubazione idrica che è vecchia o obsoleta da 50 anni e una perdita che supera in alcuni casi anche il 50% dell'acqua. È un quadro a tinte fosche quello che dipinge Giosuè Catania, presidente CIA Sicilia Orientale, in merito alla siccità che arriva puntuale ad ogni estate e che mette in ginocchio le due isole maggiori. Un deficit idrico che ha radici profonde per colpa di cattive gestioni ed infrastrutture fatiscenti. Situazione drammatica nella Sicilia occidentale. Alcuni invasi addirittura hanno sversato acqua a mare senza poterla immettere nelle condotte. Carenza di risorse idriche che attanaglia l'agricoltura, con una situazione meno critica nella piana di Catania. È irrigata a scorrimento, il vero problema sarà la distribuzione, in modo che tutte le aziende agricole possano avere la turnazione spettante. Secondo Coldiretti, l'allerta caldo nelle campagne sta già causando danni alle colture con ortaggi e frutta scottati, mentre nelle stalle si registra un evidente calo della produzione di latte. E adesso la politica regionale, non si spegne la polemica sull'indagine per corruzione che ha coinvolto il presidente dell'ARS Gaetano Galvagno all'indomani della seduta del Parlamento dedicata proprio a questa vicenda. Piovono richieste di dimissioni. Manlio Viola. Gaetano Galvagno deve dimettersi da presidente dell'ARS e con lui anche l'assessore regionale al turismo Elvira Mata deve lasciare l'incarico. All'indomani della seduta del Parlamento siciliano che doveva spegnere l'incendio politico-mediatico su questa vicenda, i 5 Stelle al contrario rompono gli indugi a livello nazionale e presentano una interrogazione alla Premier Giorgia Meloni e al ministro Calderoli. L'inchiesta è incompatibile con il loro ruolo, sostengono una pattuglia di 6 deputati 5 Stelle a Roma. Intanto continua lo stillicidio di notizie sull'inchiesta per corruzione della Procura di Palermo e continuano anche le pubblicazioni di piccole frasi, modi di dire, intercettazioni che finiscono per fornire uno spaccato di spregiudicatezza politica più che di veri e propri reati. All'indomani delle dichiarazioni di Galvagno all'ARS l'attenzione si concentra su una figura senza nome, Uomo 6. Si tratta del personaggio sulla bocca di tutti i protagonisti delle intercettazioni. Sono gli amici di Uomo 6 gli intoccabili, quelli che devono esserci per forza sempre. Ma a prescindere dallo stillicidio di notizia resta il fatto politico. La polemica non si è fermata, anzi rinfocola. Non è bastata la seduta, non è bastata neanche la presenza in aula durante quella seduta del presidente della regione Renato Schifani, seduto dall'inizio alla fine ad ascoltare tutto e tutti ma senza mai proferire parola. Solo una sceneggiata, un'occasione persa, la definisce il vicepresidente dell'ARS e coordinatore 5 Stelle in Sicilia Nuccio Di Paola, ma la scelta del governatore non è casuale, come non lo è la sua presenza e nemmeno il suo attento silenzio. E adesso la musica, perché la leggendaria band inglese degli Incognito festeggia 45 anni di carriera con un live pieno di energia che chiude la rassegna musicale di Brucoli nel Siracusano. Li ha incontrati per noi in esclusiva Eva Spampinato. Sonoro, una
un'anima collettiva che ha cambiato le regole del gioco. Dal 1981 ad oggi gli Incognito, tra i gruppi pionieri dell'acid jazz, hanno sfornato decine e decine di successi anche del dance floor, come quelli che hanno fatto scatenare la platea di Brucoli. Questo è un posto meraviglioso per tutti i musicisti che suonano qui. Sono fortunato perché siamo immersi nella natura, tra persone sorridenti. Gli Incognito hanno chiuso la rassegna musicale Mosaic Festival, che per 3 giorni ha portato a Brucoli musica di grande livello sotto la guida del noto DJ Nick The Nightfly, dai successi internazionali degli anni '80 al ritmo coinvolgente della band che mixa magistralmente funk, soul e jazz. Leggendario chitarrista e leader Bluey, suonare in Sicilia, in riva al mare, è come un ritorno alle origini, alle Mauritius, dove ha scoperto la musica a 5 anni. In spiaggia ascoltavo l'oceano e leggevo il ritmo dell'oceano e il ritmo della vita, il ritmo della pioggia e delle persone che parlavano. Questa è la musica che suono. Dal Regno Unito alla Sicilia la storica band festeggia i 45 anni di carriera a Brucoli, lanciando anche un nuovo progetto. Stiamo ultimando il prossimo album e sarà il 20° e sarà pronto tra qualche settimana. È un buon momento creativo. Saremo in tour anche nel 2026. Il jazz era il linguaggio che portava le persone a festeggiare. Avevamo il blues, che proveniva da una musica africana arrivata in America con gli schiavi. Cantavano del loro dolore. Poi hanno deciso che dovevamo suonare una musica che ci sollevasse. È per questo che è stato creato il jazz. Una musica di improvvisazione, una celebrazione della vita. Questo è ciò che il jazz mi ha insegnato. Tra poco le prime trattative di calciomercato, ma subito una breve pausa. Vi aspettiamo. Seconda parte del nostro telegiornale, ancora ben trovati. Adesso vediamo nel prossimo servizio le prime trattative delle squadre siciliane di calciomercato. Francesco Triolo. È un Palermo che si muove a 360 gradi sul mercato e che parla con tanti, dallo Spezia per Elia che vuole indossare la maglia rosa ma la trattativa è complicata, al Napoli per il fantasista classe 2003 Antonio Vergara, l'ultima stagione alla Reggiane, ma anche profili più giovani come il 2006 Masut, centrocampista, e le Dolomiti Bellunesi, squadra neopromossa in Serie C. Per Palumbo e Augello invece manca solo l'ufficialità. Il calciomercato del Catania si è aperto con l'ufficializzazione della cessione di Alessio Castellini al Mantova. La prima di quella che si prevede sarà una lunga serie. Il difensore passa a titolo temporaneo con obbligo di acquisizione a titolo definitivo al verificarsi di determinate condizioni, come la salvezza dei Lombardi. A salutare il rossazzurro sono anche i calciatori a fine contratto, il portiere Farroni, il difensore Monaco, l'attaccante inglese. Per i primi due il rapporto è definitivamente concluso, per il centravanti si sta discutendo con la società rossazzurra che ha formulato un'offerta per il rinnovo e adesso attende la risposta del giocatore che ha offerte anche dalla B. In settimana invece si dovrebbe arrivare alla risoluzione del contratto Costuraro, mentre De Rose, per il quale è scattato il rinnovo automatico, potrebbe finire all'Altamura. Destinato alla Serie D invece Rocco Costantino, reduce dall'ultima parte di stagione a Messina. In entrata si sta discutendo con il Cesena per Simone Pieraccini, il difensore che Toscano conosce e vorrebbe. C'è da stabilire la formula dell'operazione. A Trapani, dopo l'ingaggio di Celeghini, il presidente Antonini ha rispedito al mittente, leggasi Avellino, Toscano e Moulet, con tanto di polemiche. I giocatori arrivati a gennaio nell'ambito anche della cessione di Lescano non sono stati riscattati e torneranno ad Avellino con il club irpino, che dovrà corrispondere al Trapani un compenso di 160.000 euro. E oggi conferenza stampa del presidente del Siracusa Calcio Alessandro Ricci, che ha fatto il punto sugli obiettivi della società neopromossa in Serie C. C'era per noi Francesco Aloi. Sarà una Siracusa divertente, combattivo, che avrà comunque sia un compito importante perché, come dicevamo prima, sarà un campionato terribile, difficilissimo, quasi una B,
però noi stiamo facendo le cose per bene per poterci presentare a agosto con una squadra competitiva. Parola del presidente Ricci. Nella conferenza stampa il Nicola De Simone assicura che il Siracusa farà divertire anche nella prossima stagione. Una squadra che non mira al primo posto, almeno per adesso. Sarà un mix di giovani, di conferme di giocatori che abbiamo in organico, di nomi di categoria con grande esperienza e sicuramente di giovani, perché solo così tu puoi costruire in prospettiva una squadra che possa crescere. Confermato mister Marco Turati. Sul direttore sportivo invece il campo sarebbe ristretto a 3 nomi, tra cui un possibile ritorno di Antonello Laneri. Negli ultimi 3 anni ne ho usati 3 a dicembre, quindi quest'anno la scelta deve essere fatta con molta cautela. Il nome di Antonello Laneri è nella rosa dei papabili che stiamo vagliando in questi giorni. Obiettivo stagionale fuori classifica è quello di coinvolgere sempre più la provincia. Per questo il ritiro precampionato sarà nella vicina Canicattini Bagni dal 17 luglio. Abbiamo deciso di fare il ritiro a Canicattini proprio per dare la possibilità a quanti più tifosi possibile di seguire la squadra. Intanto è stato presentato il nuovo logo, simile a quello storico tanto amato dai tifosi, e nelle prossime ore al via la campagna abbonamenti. Prima di chiudere c'è una notizia appena battuta, un'ultima ora appena battuta dalle agenzie. La Sicilia sarà il primo luogo al di fuori degli Stati Uniti dove verranno formati i piloti degli F-35, così come siamo l'unico paese al mondo dove vengono assemblati gli F-35. Queste le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto alla base aerea di Decimo Mannu, siamo in Sardegna. Perché il futuro si costruisce non limitandosi alla difesa, prosegue il ministro, ma facendo diventare la difesa un motore sociale, economico e di innovazione tecnologica, e questo ne è l'esempio. Con questa notizia noi ci fermiamo, grazie per averci seguito, vi ricordo il prossimo appuntamento con l'informazione sulla nostra rete, questa sera alle 20, vi auguro un buon proseguimento e un buon pomeriggio.